Benvenuti, oggi è lunedì 26 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 19:38. La luna sorge alle 23:40 e cala alle 14:14. Oggi si celebra Sant'Alessandro di Bergamo. Il nome Alessandro ha origine latina e significa abbondante. Il 26 agosto è la giornata mondiale del cane. Nata nel 2004 negli Stati Uniti, la celebrazione si è poi diffusa in tutto il mondo. Un amore, quello per gli amici a quattro zampe, che non fa eccezione nemmeno in Italia, dove secondo gli ultimi dati sono oltre 14 milioni i cani domestici. Sempre più italiani scelgono di avere un animale domestico e se ne prendono cura come un vero e proprio membro della famiglia. Secondo uno studio pubblicato da Society and Animals, i proprietari di un cane hanno maggiori possibilità di ridere durante la giornata. I cani fanno bene alla salute. Chi ha un cane rischia in misura minore di soffrire di depressione e ha mediamente un'autostima migliore grazie al rilascio di ossitocina ed alla produzione di serotonina. Sono 44 le candeline per l'attore americano Macaulay Culkin. È conosciuto soprattutto come attore bambino per la sua interpretazione di Kevin McAllister nei film degli anni 90 Mamma ho perso l'aereo e Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Inoltre per molti anni della sua infanzia e adolescenza è stato amico di Michael Jackson. Festeggia 68 anni l'attore napoletano Patrizio Rispo. Al grande pubblico è noto soprattutto nei panni di Raffaele Giordano, portiere di Palazzo Palladini nella soppopera Un posto al sole, la più longeva del panorama italiano. Sul grande schermo ha fatto la prima apparizione in Ricomincio da tre nel 1981, opera prima di Massimo Troisi. Infine, oggi compie 52 anni Loredana Lecciso. È conosciuta principalmente per la sua relazione sentimentale con Albano, col quale ha avuto 2 figli. Negli anni 2000, spinta dal clamore mediatico, è comparsa in numerose trasmissioni televisive. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Recita così il primo articolo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, emanata il 26 agosto 1789 dall'Assemblea Costituente in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa, ispirata ai principi illuministi e ideata su un modello della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Sapete perché nel deserto si verificano i miraggi? La sabbia arroventata scalda l'aria a diretto contatto col suolo, facendola diventare meno densa di quella superiore. La differenza di densità dell'aria produce il fenomeno della riflessione dei raggi solari, con conseguenti creazioni di immagini di laghetti che in realtà non esistono. Stesso effetto si potrebbe trovare in autostrada, cioè le pozzanghere che si vedono sull'asfalto sono dei veri e propri miraggi. Buon inizio settimana ai 12. La Luna, essendo un po' elettrica congiunta a Urano in Toro, migrerà in giornata nel segno dei Gemelli, andando a fare visita a Giove e a Marte. Cosa succede nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. Ebbene, questa posizione della Luna, dopo aver un po' elettrizzato il pianeta Urano, sta per migrare in un simpatico e comunicativo Gemelli, dove peraltro porta fortuna nella comunicazione di incontri che possono essere risolutivi per qualche affare che avete in mente. Toro. La Luna oggi abbandona i vostri gradi dopo aver stimolato ancora una volta Urano e creando tutta una serie di occasioni fortuite o di imprevisti positivi che vi faranno gioco. Gemelli, la Luna oggi fa capolino nei vostri gradi zodiacali e subito si insedierà strizzando l'occhio a Giove e a Marte. Oggi è una giornata molto intensa per decidere sentimentalmente se fare un salto evolutivo verso una direzione nuova o no.
Cancro, è la vostra luna oggi la protagonista della giornata, una luna di 12ª casa che sarà ipersensibile, una luna che nella prima mattinata può essere un po' tesa e nervosa, ma che poi si risolve con l'arrivo di dimostrazioni affettive e anche di buone notizie. Leone, una luna fortunata per voi proprio perché parla di un 11° campo molto intenso, per cui affinità elettive e amici che vi allietano con la loro presenza. Eppure il ricordo del passato di qualcosa sembra riemergere, qualcuno dal passato vuole avere notizie di voi. Vergine, la giornata di oggi prevede l'abbandono del trigono della Luna e l'inizio della sua quadratura in Gemelli proprio sul Sole, attivando così una ricerca di identità proprio perché in questo lunedì sarà necessario specchiarvi un po' e capire bene cosa volete. Bilancia, la bella Venere è ancora nel vostro 12° campo, per cui un po' emotiva, un po' poco risolutiva per adesso, ma ci pensano gli altri pianeti ad allietarvi, soprattutto la Luna che vi fa partire bene umoralmente la settimana e che vi regala tra l'altro delle emozioni inaspettate. Oggi siete particolarmente seduttivi. Scorpione, la giornata di oggi prevede l'abbandono dell'opposizione della Luna e quindi le tensioni emotive che aveva creato associandosi anche a Urano sono sparite, per cui oggi godetevi una giornata con maggiore serenità e applicazione sul campo che ha a che fare con la routine quotidiana e delle piccole cose da assolvere. Sagittario, giornata oggi che prevede l'inizio dell'opposizione della Luna, per cui punti di vista e modi di vedere in famiglia che potrebbero essere un po' divergenti. Riuscirete comunque col vostro ottimismo a trovare anche la quadra. La presenza di Giove nella stessa area vi fa guardare alle cose da una prospettiva a cui finora non avevate pensato. Capricorno, la Luna oggi dismette il suo trigono, ma rimane ancora comunicante con un Plutone in bilico tra voi e l'Acquario. Oggi potrebbe essere una giornata ottima per essere soddisfatti di poter lasciare correre anche senza la vostra presenza o vostra supervisione delle cose che avete avviato notevolmente bene. Acquario, la Luna oggi entra in trigono, quindi risale l'umore e vi dà inoltre tanti stimoli creativi, progetti e nuovi propositi per il futuro, ma anche la prospettiva di una bella e ricca notizia che potrebbe coinvolgervi non poco. Oggi siete di nuovo entusiasti. Pesci, la Luna oggi inizia una quadratura un po' stancante, un lunedì, per cui magari dovete un po' scendere dal pianeta dei sogni per atterrare un po' alla realtà affettiva, esigenze familiari che coaptano la vostra attenzione. Un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Albino Luciani fu eletto al soglio pontificio il 26 agosto del 1978 in sole 4 votazioni e segnò fin da subito uno spartiacque nella storia della Chiesa. A partire dalla scelta del nome inedito Giovanni Paolo, invece di optare per quelli dei predecessori. Le riforme annunciate da Papa Luciani non videro la luce. Dopo 33 giorni di pontificato morì stroncato da un infarto. Vi è stato raccontato un pettegolezzo, avete letto una notizia e ora vi sentite tentati di diffonderla. Tuttavia vi spiego un detto che potrebbe esservi utile. To take with a grain of salt, letteralmente prendere con un granello di sale. Questo suggerisce che quando qualcuno ci racconta qualcosa dovremmo essere un po' scettici e prendere quella notizia con un po' di sospetto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Guillaume Apollinaire, poeta stravagante e provocatore, si trovò coinvolto in uno dei casi di furto d'arte più celebri della storia.
La Gioconda scomparve dal Louvre il 21 agosto 1911 e inizialmente la Germania venne accusata del furto. Il rischio di una crisi diplomatica fu alto. Tuttavia i sospetti si concentrarono su Apollinaire, che era noto per le sue stranezze e le connessioni con il mondo dell'arte antica. Venne accusato di traffico illecito di statuette antiche e si scoprì che il suo ex segretario aveva rubato alcune statuette dal Louvre per conto di lui. Apollinaire fu arrestato insieme a Pablo Picasso, anch'egli coinvolto nel traffico di queste statuette. Durante il caos del processo, entrambi si accusarono a vicenda, ma i giudici compresero che il furto della Gioconda non c'entrava con loro. Dopo 8 giorni di carcere, Apollinaire fu scagionato. Ci salutiamo con la frase del giorno. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. E se lo dice lei, chi sono io per poter smentire? Quindi leggete il giornale, seguite le nostre pagine social e accendete la televisione per tantissimi nuovi contenuti sempre aggiornati. Ci vediamo domani sempre su questi schermi. Buona giornata alla vostra Martina.